Buonasera Gattuso. Buonasera. Partiamo dalla partita. Un bel Napoli concreto, deciso, forte nel primo tempo. Nella ripresa che cosa è successo? È successo che abbiamo dato minutaggio a giocatori che vengono da infortuni importanti, Dream, Mertens, Osimhen. Sicuramente abbiamo abbassato il nostro ritmo dopo aver fatto un primo tempo spettacolare. Ed è successo, lo sapevamo, bisogna metterlo preventivo, questo per dare minutaggio ai giocatori che sono stati fermi tantissimo tempo. Può succedere che ti possono dare un qualcosa a livello di intensità e penso che siamo abbassati un po', abbiamo palleggiato specialmente gli ultimi 25 minuti in maniera non corretta e siamo andati in grandissima difficoltà. Ho visto miglioramenti però rispetto alla partita di Verona, magari rispetto ai difetti, errori consueti delle ultime settimane, magari troppo ricorrenti. C'è qualcosa che ti fa sperare che il momento magari complicato sia passato? Mi fa sperare, a me non mi deve far sperare nulla, a me mi fa solo sperare quello che ho visto nei primi 45 minuti. La squadra è solo in campo, abbiamo fatto quello che volevamo fare, abbiamo palleggiato in maniera egregia, abbiamo fatto delle giocate molto positive, non abbiamo mai dato campo agli avversari, non siamo andati mai in difficoltà e dopo il secondo tempo una partita totalmente diversa, ma ripeto, c'è la spiegazione, sicuramente preferirei fare 70-75 minuti come abbiamo fatto il primo tempo, dopo qualche errore l'abbiamo fatto, ma guardiamo avanti e dopo non siamo gli unici che non abbiamo alti e bassi, perché se vai a vedere tutto quello che sta succedendo nei campionati, ce l'hanno tutti un po' degli alti e bassi, vengono fuori dei risultati. È normale che noi in questo momento dobbiamo essere bravi a tenere la concentrazione, la voglia di tenere il campo come abbiamo fatto nei primi 45 minuti e dare più continuità. E questo momento ci sta venendo a mancare. Infatti le chiedo, il Napoli continua a correre per 3 obiettivi, c'è la Coppa Italia, una bella semifinale con l'Atalanta, campionato, zona Champions, c'è l'Europa League, troppe critiche, troppe perplessità sull'andamento del Napoli. Che ti devo rispondere, figlio mio? Hai risposto te, io non ti posso rispondere nulla. Mi hai fatto la domanda e penso che c'è poco da rispondere, perché se rispondo come vorrei io divento scorbutico, arrogante ed è giusto, hai detto tutto te, la lascio così questa domanda che mi hai fatto. Come sono stati questi giorni però in cui circolavano nomi di allenatori, indiscrezioni? È un gioco che lei conosce benissimo. No, ma l'ho detto prima alla RAI. Quando si parla di Gattuso sembro sempre dire che mi devo dimettere. Perché questa domanda viene fatta solo a me? Perché mi devo dimettere? Io penso che quando il giorno che sono venuto qua ho fatto cose importanti, l'ho fatto, abbiamo raggiunto obiettivi importanti e sistematicamente quando si parla di Gattuso, ma Gattuso si deve dimettere. Io mi dimetto, io sto qua perché penso di saper fare il mio lavoro, penso di essere abbastanza bravo, penso in questo momento che la mia squadra mi segue, possono succedere gli alti e bassi e vengo giudicato come tutti gli altri. No, io non ho nessun problema, sono da tanti anni in questo mondo. Però mi dà fastidio questa roba qua, che in tanti dicono ma Gattuso si deve dimettere. Perché tanti agli altri allenatori la domanda si deve dimettere non la fanno mai? Perché prendono quello che ho fatto a Milan. A Milan è un'altra roba. A Milan penso di aver fatto 68 punti, c'erano degli obiettivi diversi, era finito l'anno e ho fatto una scelta diversa. E dopo 6 mesi ho rifirmato un contratto a dicembre, ho firmato un contratto con Napoli. Questo che mi dà fastidio, è la parola dimettere. Io ho dei figli, devo portare rispetto ai miei figli, perché i miei figli stanno qua con me, io e il mio staff lavoriamo 18 ore al giorno, buttiamo il sangue e capisci che dopo veniamo giudicati. E qualcuno, chi mi deve giudicare, è giusto che mi giudica, ma non voglio più sentire questa parola dimissioni. La parola dimissioni è irrispettosa nei confronti di mia moglie, della mia famiglia, dei miei figli, di mio padre che guadagna 1.000 euro al mese, di mia mamma e di tutte le persone che lavorano con me. Fiducia da parte sua per le prossime partite? Parma, questa semifinale con l'Atalanta in Coppa Italia? La fiducia non lo so, di fiducia io ti posso solo dire che le partite, il lavoro sarà sempre uguale,
le critiche non mi interessano, è giusto che mi criticano perché fa parte del mio lavoro, sono tanti anni che mi criticano e mi dicono cose belle e va bene, bisogna solo guardare avanti. Sicuramente dobbiamo migliorare qualcosina, più di qualcosina, e speriamo di farcelo. L'ultima tattica, l'esperimento no. Lozano ha giocato un po' dappertutto, però questo Lozano più in profondità ad andare a giocare sulla linea difensiva alta dello Spezia, un esperimento che si potrà riproporre? Mettetevi d'accordo. 3 settimane fa la domanda era diversa perché ha giocato Lozano attaccante, sono stato massacrato perché Lozano ha giocato attaccante e non ha giocato Petagna. Capisci che dopo il risultato cambia? Cambia. Secondo te abbiamo avuto più palle gol questa partita o quando abbiamo perso 2-1? Vabbè, no, insomma, ce ne sono state tante anche. Allora Tante, vedi che dopo una vittoria fa cambiare i giudizi, fa cambiare tante cose. Ma Lozano oggi penso che l'abbiamo trovato bene, l'avevamo preparato così, ma anche 3 settimane fa l'avevamo preparato in questo modo qua. Ma era stata una buona partita. Abbiamo perso, però la domanda del tuo collega è stata perché non ha giocato Petagna e ha giocato Lozano attaccante. Capisci che va bene, ma questo mi piace molto a me parlare di queste robe qua, dopo dipende uno come vede il calcio, però va bene. Grazie, arrivederci.